Riabiliti Agrigento 2026, oggi un interessante convegno che vede tanti protagonisti medici discutere su tematiche di grande importanza. Sì, oggi ci siamo riuniti qua con diversi specialisti per riuscire a approcciare le problematiche di gestione dei pazienti con patologie croniche, in particolare valutando quelli che sono gli aspetti che possono consentire un recupero funzionale di questi pazienti, una migliore gestione di queste terapie e ridurre così l'impatto della disabilità cronica e ulteriormente ottimizzare le risorse e i percorsi di cura all'interno del sistema sanitario nazionale. Visto che si parlava di infiltrazioni, un tema molto attuale. Sì, è un tema attuale perché proprio nell'ottica di gestione di una patologia cronica, ad esempio quale quella dell'artrosi, la valutazione di cosa, come, quando infiltrare e che cosa doversi aspettare nel corso del tempo dalla terapia infiltrativa è sicuramente un aspetto utile da dover valutare. Si è parlato anche di intelligenza artificiale, ecco, come può incidere verso il paziente e in particolare anche verso i medici. L'intelligenza artificiale è sicuramente un valido strumento, è qualcosa che si appresta a cambiare la vita di tutti quanti, già la sta in parte cambiando, si spera in meglio e dovremo essere abili a integrare quelli che sono non solo i percorsi di cura, ma anche di gestione con questi nuovi strumenti che chiaramente, se ben utilizzati, possono essere un'utile arma nel riuscire a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Ecco, parliamo del suo ospedale, un reparto molto, diciamo, all'avanguardia ad Agrigento ed è molto conosciuto. Sì, diciamo che abbiamo la fortuna di avere una buona equip e ci integriamo abbastanza bene all'interno del contesto ospedaliero. Come tale proviamo a valorizzare quelle che sono le nostre capacità e provare a metterci al servizio dei cittadini, dei pazienti, in modo tale da riuscire a ottenere con loro i migliori risultati possibili. Ecco, è una dei giorni importanti questa, dove tanti specialisti si confronteranno tra loro. Con quali obiettivi? L'intenzione è quella di integrare, di conoscerci e farci conoscere dal punto di vista pratico proprio per riuscire a curare meglio i pazienti e anche creare una rete di conoscenze e di competenze tali da integrare tutte quelle capacità che possano ottenere migliori risultati per tutti quanti i pazienti. Ecco, quali sono le tematiche più discusse nel corso della 2 giorni? Avremo patologie approcciate dal punto di vista cronico sia per la gestione clinica ma anche dal punto di vista organizzativo e quindi ci interfacceremo con quelli che sono i medici del territorio, con quelli che sono i medici appunto ospedalieri e anche proveremo a trattare quelli che sono gli argomenti di gestione clinica, di patologie croniche, quali possono essere la spasticità, il Parkinson, l'artrosi stessa o anche l'osteoporosi in modo tale appunto da mettere in campo tutte quelle che sono le strategie di cura.